Questa sarebbe l'erba persa? Allora, questa è in italiano detta come maggiorana e viene chiamata in ligure la persa. Ecco, la vostra azienda è Albenga. Ad Albenga, sì. Facciamo produzione sia di aromatiche che di fiori e cerchiamo soprattutto su tutto quello che è di ambiente alimentare, quindi aromatiche, alberi da frutta, queste cose qui, di non usare niente di chimico e cercare di fare anche imparare alla gente a assaggiare l'aromatica in se stesso, sul verde, così sul fresco. Credo che l'erba persa sia una manifestazione che oramai ha una lunga tradizione ed è sempre più bella perché ci accoglie nel verde, in tante piante, fiori, nei colori, nei suoni, negli aromi. Credo che sia una manifestazione gioiosa e questo forse è la chiave del suo successo. Insomma, una passione che oggi si trasforma in una bella realtà. Assolutamente sì, un appuntamento a cui non mancare, erba persa. Qual è la tua specialità? Io creo decorazioni per la casa e per il giardino a tema, naturalmente. In questo caso, visto il nome della manifestazione Erba Persa, sono decorazioni inerenti al mondo botanico, il fiore, tutto ciò che circonda il mondo vegetale. Questo è il lato artistico. Sì, diciamo questo è quello che facciamo nei ritagli di tempo, diciamo quando per rilassarci facciamo anche di queste cose qua, diciamo, ecco, per dire. Questa è la rosa migliore? Allora, noi stiamo ritrovando tante varietà antiche, questa è una rosa bourbon molto profumata e rifiorente. Cerchiamo di recuperare varietà antiche che comunque abbiano una resistenza alle malattie e una rifiorenza. Gone